Tagli previsti dalla legge di stabilità, continua il braccio di ferro tra regioni e governo, con il Veneto che non ci sta a penalizzare i cittadini. Da Santa Lucia di Piave lo sfogo del presidente Luca Zaia, dall'esecutivo nessun passo significativo verso le regioni virtuose. Noi siamo davanti a delle pagliacciate uniche, perché dico ai veneti, nel nostro bilancio quando io sono diventato presidente avevo 575 milioni di euro a disposizione per tutte le politiche regionali, strade, dissesto, scuole, sanità, tutto quello che... Bene, dai 575 milioni il bilancio di previsione 2015 avrà molto probabilmente un meno 200-250 milioni. Se li sono tutti fumati con manovre correttive e spending review, ovvero hanno tagliato i veneti virtuosi facendo in modo che qualcuno continui ancora a sprecare. Il tutto in un generale clima di incertezza che non permette agli enti pubblici di fare previsioni, come per quanto riguarda l'eventuale presa in carico dei dipendenti delle province da parte delle regioni stesse. Questa è tutta una partita ovviamente che è in itinere e noi prendiamo atto che le province non sono state chiuse. Hanno ovviamente detto a tutti gli italiani che si chiudevano le province, prova ne sia che stiamo assistendo all'elezione dei nuovi presidenti di provincia. C'è il tema dei lavoratori, un tema cogente, un tema che preoccupa, perché dietro sono molte famiglie. Noi siamo a disposizione per risolvere il problema, però ricordo che ancora una volta a livello nazionale si è fatto solo confusione.